8 anni dal mio mandato abbiamo deciso, io e la mia squadra, di accogliere delle persone, però dando una mano al nostro territorio. 3.500 abitanti, 23 km quadrati di estensione, il comune di Bovolenta si prepara ad accogliere 6 migranti dopo il protocollo sottoscritto il 1° agosto in prefettura, che saranno ospitati in appartamenti di proprietà del comune che di alloggi ne possiede 31. In questa fase abbiamo dato la nostra disponibilità di 2 appartamenti che si sono liberati delle nostre case popolari, non avendo adesso emergenze abitative, li abbiamo messi a disposizione della cooperativa, però appunto abbiamo chiesto di impegnarli, di non vederli girare per il territorio, ma di impegnarli in lavori di pubblica utilità e in aziende del territorio che stanno cercando da diverso tempo. Le aziende del territorio sono alla disperata ricerca di personale, spiega il sindaco Pittarello, che su un punto è stata chiara. Ecco, io sono stata chiara su questo anche con la prefettura, perché essendo un comune piccolo e avendo poche risorse, non abbiamo le risorse economiche e finanziarie per gestire altro personale in difficoltà, perché anche col sociale in questo momento siamo molto impegnati. Quindi ci hanno assicurato che tutti i costi sono a carico del Ministero e che la cooperativa darà una mano loro per il corso di lingua. In attesa dell'arrivo, il sindaco Pittarello ha raccolto un'esperienza positiva. Già una ditta qui del nostro paese aveva chiamato, mi pare, 3 ragazzi che erano già nell'hub di Bagnoli, li ha formati e attualmente lavorano ancora in azienda.